Audio Jungle. È la partita che vale una stagione per l'Antenore Sport Padova. Buonasera a tutti e benvenuti al Palagozzano, penultima giornata di Serie D nel calcio a 5 padovano. L'Antenore Sport Padova ospita la Polisportiva San Precario, sognando al suo primo anno di vita la promozione in Serie C2. L'Antenore infatti guida la classifica di Serie D con 55 punti a braccetto con il Leonicena. Se vince oggi e se si incastra un altro risultato, poi ne andremo a parlare in maniera più approfondita, l'Antenore Sport Padova può festeggiare già questa sera la promozione in Serie D. Può essere quindi una giornata storica, si è a un passo dal traguardo, ma prima di tutto la formazione di Rodriguez deve vincere questa sera contro il San Precario. Allora andiamo a leggere velocemente le formazioni, partendo dai padroni di casa dell'Antenore, che schierano con il numero 1 Mauro Parisotto, 2 Alberto Pacagnella, 3 Marco Dainese, 4 Simone Papi, 5 Alberto Rodriguez, 6 Francesco Rettore, 7 Leonardo Giordano, 8 Simone Scarpulla, 9 Federico Crepaldi, 10 Domenico Cinquino, 11 Luca Secchieri, 12 Mattia Paladin. Risponde la Polisportiva San Precario con il numero 1 Alberto Chiesa, il numero 5 Cosimo Fusinati, 6 Giacomo Sammartano, 7 Leo Insam, 10 Mattia Serafini, 11 Damiano Russo, 12 Antonio Capano, 14 Mirko Cristofori e 18 Mohamed Gargar. Tutto pronto quindi per dare avvio alla sfida della penultima giornata nel girone D di calcio a 5. Fischietto in bocca per l'arbitro. Si attende che si accomodino anche i componenti delle due panchine prima di partire. Il Palagozzano è strapieno. Partiti in questo momento con il San Precario in possesso della sfera. Ricordava qualcuno in settimana, non ci sono, diciamo così, dati statistici in merito, ma questa potrebbe anche essere la partita nella storia della Serie D di calcio a 5 con più pubblico in assoluto, quindi non ci sono dati statistici in merito, però il Palagozzano ancora una volta per le partite dell'Antenore è strapieno. Mentre adesso batte subito un calcio d'angolo il San Precario, c'è subito questo tiro di Serafini bloccato da Parisotto. Dicevamo che non basta vincere oggi all'Antenore per festeggiare con un turno d'anticipo la promozione in Serie C2. Infatti nell'altra sfida che gioca in contemporanea c'è lo scontro diretto fra il Leonicena, secondo in classifica, e il Trecenta. In Serie B, in Serie C2 scusate, vengono promosse due squadre, la prima classificata e la vincente dei playoff. I playoff non si fanno però se ci sono più di 10 punti di distacco tra terza e seconda classifica. Cosa vuol dire? Vuol dire che se oggi dovesse vincere il Trecenta contro il Leonicena, l'Antenore non potrebbe festeggiare proprio perché a quel punto non ci sarebbe ancora la matematica certezza dei 10 punti di distacco fra seconda e terza. Se invece dovesse vincere il Leonicena, a quel punto l'Antenore Sport Padova e il Leonicena andrebbero a braccetto con una giornata d'anticipo in Serie C2, e con un pareggio del Leonicena l'Antenore Sport Padova sarebbe anche praticamente quasi sicuro del primo posto in classifica, anche perché se entrambe le squadre dovessero passare grazie al distacco maggiore di 10 punti con la terza in classifica, ma dovessero arrivare a fine stagione a pari punti, si farebbe comunque uno spareggio per decretare la vincente del campionato. Comunque in ogni caso, in attesa dei risultati all'altro campi, tutto passa da qui, tutto passa da questa sfida che gli uomini di Rodriguez devono vincere contro il San Precario, che è terzultimo in classifica a quota 15 punti. Anche se sappiamo bene che in questo momento della stagione, insomma, la classifica poi conta fino a un certo punto, si gioca anche un po' sul filo dei nervi. Tanto vediamo che c'è anche una sorpresa, diciamo così,
nella formazione dell'Antenore. Attenzione però al San Precario, c'è questo tiro di Insam parato bene da Parisotto, ma ha iniziato bene la formazione in maglia granata. Ancora, anzi il portiere non è Parisotto ma è Paladin, chiediamo scusa, con il numero 12. Ancora calcio d'angolo per il San Precario, dicevamo una sorpresa perché non vediamo in campo dal primo minuto il capitano e capocannoniere di gran lunga della squadra Federico Capaldi, che ha segnato la bellezza di 38 gol in stagione, potrebbe anche sfondare il muro dei 40 oggi. La mossa sicuramente tattica di Rodriguez, attenzione però al contropiede dell'Antenore con Giordano, è fermato, non c'è neanche l'angolo e quindi rimessa dal fondo per il San Precario. C'è Giordano nell'Antenore Sport Padova con Cinquino, Rodriguez e Secchieri in campo, oltre al portiere che ricordiamo è Paladin. Rodriguez, Cinquino, prova lui a far gioco, il passaggio adesso raggiunge Secchieri. Ancora Cinquino, ottiene l'1-2 con Rodriguez, il passaggio in mezzo e si rifugia con qualche patema d'animo in calcio d'angolo il San Precario. Superato il quarto minuto di gioco, ancora 0-0, Rodriguez cerca lo scambio con Cinquino, non si intende però con il numero 10, mentre ci sono anche dei tifosi del San Precario in questo Palagozzano che si sta riempiendo sempre di più. Rimessa laterale adesso per gli ospiti, assordante il suono delle trombette, c'è voglia di festa al Palagozzano. Giordano va quasi recuperato un pallone, poi c'è il lancio in avanti ma la sfera era già uscita e quindi la rimessa laterale è per l'Antenore. Secchieri, Rodriguez si fa vedere Giordano, riceve, prova lo scambio con Rodriguez, il pallone però di ritorno non è preciso, quindi San Precario però sbaglia, il pallone per Cinquino, può andare al tiro, una finta, poi il destro e c'è la rete subito del vantaggio dell'Antenore Sport Padova al 6° minuto di gioco. Ha segnato Cinquino e quindi Antenore subito in vantaggio, la sblocca lui, la sblocca il numero 10 Domenico Cinquino. E quindi si mette subito bene per l'Antenore Sport Padova, 1-0, griffato da Cinquino. Attenzione però alla risposta del San Precario con Giordano che deve concedere il calcio d'angolo agli ospiti. La battuta del calcio d'angolo non libera bene Cinquino e quindi può alimentare l'azione dei Serafini, che guadagna una nuova rimessa laterale. Cristofori sul pallone, provano uno schema ma il tiro di Serafini è ribattuto, ancora in rimessa laterale. Ancora ci prova Cristofori, cerca di metterla in mezzo per Russo, contrastato da Giordano, arriva anche Rodriguez in raddoppio, forse c'è un fallo, per l'arbitro non è così, poi una conclusione da fuori murata. Ma adesso è San Precario che tiene il pallone per cercare il pareggio. Buono questo scambio che porta Cristofori all'altezza dell'area di rigore, l'ultimo tocco però è il suo e quindi la rimessa dal fondo per Paladin. Rodriguez e poi Cinquino, l'autore del gol, cerca l'1 contro 1, trova il dribbling ancora con la suola, guadagna un calcio d'angolo e anche gli applausi del pubblico, questa bella azione. Calcio d'angolo per l'Antenore, Cinquino va a cercare Rodriguez, fermato da Russo che cerca il lancio in profondità per Serafini. Fa buona guardia però ancora Giordano. Rodriguez chiede l'1-2 a Giordano, poi il tacco di Rodriguez, bella l'azione, ma guadagna solo una rimessa laterale l'Antenore.
Rodriguez, c'è Cinquino, cerca ma non trova il compagno, poi perde il pallone, ma è molto bravo ad evitare il contropiede, a difendere anche la sfera Cinquino, che poi prova ancora a partire in dribbling e guadagna ancora gli applausi convinti del pubblico. Rodriguez, c'è Secchieri vicino a lui, il servizio però per Cinquino, adesso Secchieri che sfiora soltanto il palo. Molto bella anche questa azione, aveva dato pure l'illusione del gol. Si resta però sull'1-1. Adesso si alza la pressione dell'Antenore Sport Padova, che sta quasi anche per recuperare il pallone, lo fa adesso con Cinquino, ancora l'1-2 con Rodriguez, un dribbling, Cinquino, il tiro ribattuto ancora dal muro Granata, attenzione però al contropiede, scoperta la difesa dell'Antenore, si allunga però il pallone russo e non riesce ad andare alla conclusione. Rodriguez, Secchieri prova l'1 contro 1, si fa vedere Cinquino, Secchieri però va da solo, poi allarga per Cinquino, devia in angolo il portiere. Calcio d'angolo già battuto dall'Antenore. Rodriguez, Cinquino ha provato a servire Giordano ma recupera la difesa del San Precario, poi c'è un lancio lungo del portiere sul quale però fa buona guardia Rodriguez. Si distende ancora l'Antenore, c'è largo e riceve Giordano, poi Cinquino, bello questo scambio, Giordano, Rodriguez è solo, non tira, cerca ancora il compagno, un po' leziosa l'azione dell'Antenore che si conclude con un palo incredibile di Giordano. Qua sì, qua forse sono stati un po' leziosi i giocatori in maglia blu, che non sono riusciti a raddoppiare, adesso devono difendersi. L'1 contro 1, ha provato il tiro ma è stato ribattuto alla conclusione di Serafini. Rodriguez adesso ha spazio, allarga bene il gioco per il cross e la rete, ha segnato ancora l'Antenore con Secchieri, bella questa azione, Cinquino in mezzo per Secchieri e all'11° minuto trova il 2-0 l'Antenore Sport Padova con Luca Secchieri. (2-0) per l'Antenore, che si è rifatta subito dopo l'errore di meno di un minuto prima, mentre ha fatto il suo ingresso in campo il capitano e capocannoniere Crepaldi, che ha preso il posto proprio di Rodriguez. Attenzione a questa leggerezza difensiva che poteva costare cara, riesce però a salvarsi l'Antenore, ma ancora il San Precario con questo bel tiro, bella parata di Paladin, ci aveva provato Gargar, la risposta di Paladin. Adesso riparte l'Antenore, c'è Crepaldi sul pallone, può andare all'1 contro 1, poi va all'indietro per Rettore, un nuovo cambio, anche Rettore nuovo entrato, al posto di Secchieri se non andiamo errati, giusto, adesso esce anche Giordano. Rimessa laterale per il San Precario, cerca di andare in avanti ma recupera il pallone Paccagnella, che ha preso proprio il posto di Giordano. Crepaldi va all'1 contro 1 ancora sulla sinistra, prova a metterla in mezzo, si rifugia la rimessa laterale il San Precario, ancora Crepaldi, il cross non ci arriva per un soffio Rettore. Esce anche Cinquino, quindi ha completamente cambiato tutti gli uomini di movimento Rodriguez ed è entrato Scarpulla.
Prova a far gioco dalle retrovie del San Precario, ma non riesce ad essere incisivo. Paladin sul pallone, la dà subito a Crepaldi. Ora Pacagnella. Crepaldi sulla sinistra. Viene fermato, c'è solo rimessa laterale. Crepaldi parla con i suoi, chiede qualche movimento. Pacagnella adesso a gestire il gioco da dietro. Fermata però l'azione dell'Antenore, poi ci prova con il tacco ma sbaglia, quindi Pacagnella può recuperare, finta il tiro, poi non riesce Rettore a controllare bene, sfuma quindi questa occasione. Riparte il San Precario, ancora però un controllo sbagliato da parte di Gargar e quindi si riparte da Paladin. Pacagnella e poi Crepaldi. Ancora Crepaldi. Pallone per Scarpulla. Pacagnella, Crepaldi. Scusate, adesso Scarpulla. Crepaldi prova l'imbucata. Viene fermato però il suo tentativo, ma riparte ancora l'Antenore. Rettore. Crepaldi prova ad andare sulla sinistra, il suo diagonale termina fuori di poco, applausi però anche per il capitano. Tra poco dovrebbero arrivare anche degli aggiornamenti su quello che sta succedendo sull'altro campo che interessa da vicino questa sfida, ovvero sia dove si gioca lo scontro diretto tra seconda e terza in classifica di questa Serie D, tra Leonicena e Trecenta. Pacagnella. Crepaldi. In mezzo il pallone per Rettore. Murata la sua conclusione. Lancio lungo, è preciso, poi ci ha provato di testa la Polisportiva San Precario, ma non è riuscita a trovare un'azione pericolosa. Quindi si riparte con Rettore, poi Pacagnella, ancora Rettore. Il cross in area, non ci arriva lo stesso Rettore, adesso i ritmi sembra un po' alzarsi il San Precario, cerca magari anche di scoprirsi per provare a riaprire la partita. Perde però un brutto pallone Funiati, ma non ne approfitta Rettore e quindi la rimessa è per il San Precario. Quando abbiamo superato la metà di questo primo tempo, 2-0 sempre per l'Antenore Sport Padova che conduce contro il San Precario grazie alle reti messe a segno da Cinquino al 6° minuto e da Secchieri all'11°. Ricordiamo però che spesso sono pazze le partite dell'Antenore, che in varie occasioni o si è fatta rimontare anche più di un gol di vantaggio o è stata protagonista di incredibili rimonte come all'andata contro il Leonicena. Pallone adesso recuperato da Scarpulla che può involarsi, andare da solo, provare il diagonale, la respinta però di Chiesa e quindi riparte il San Precario. Sbaglia però il disimpegno, recupera Rettore, si fa vedere Crepaldi a sinistra ma si affida all'indietro dove c'è Scarpulla, eccolo Crepaldi, può andare all'1 contro 1, va con il sinistro, non è precisa la conclusione, termina fuori, mentre chiama un time out Giuseppe Giannuzzi, l'allenatore del San Precario. Si ferma quindi il gioco tra gli applausi del pubblico. L'Antenore Sport Padova sta conducendo 2-0 contro la Polisportiva San Precario. Ricomincia quindi il gioco al Palagozzano in questo primo tempo tra Antenore e San Precario. 2-0 il vantaggio dei padroni di casa in maglia blu, che ricordiamolo vincendo oggi e con una contemporanea vittoria o pareggio del Leonicena festeggerebbero con una giornata d'anticipo la promozione in Serie C2 al primo anno di vita della società.
Guadagna qui una rimessa laterale l'Antenore. E il pallone per Crepaldi. Poi Scarpulla. Un po' rischioso questo passaggio che comunque trova Crepaldi, che va ancora sulla sinistra, è fermato però in maniera corretta da un difensore. C'è quindi la rimessa laterale per il l'Antenore, che non ha neanche intenzione di alzare i ritmi più di tanto, sta conducendo 2-0, sta anche dal punto di vista del gioco giostrando e amministrando bene questo vantaggio. Per il momento il San Precario non si è reso troppo pericoloso, ma la partita è ancora lunga. Ci ha provato qua Crepaldi con il sinistro, sfera termina fuori. Riparte da dietro il San Precario, che comunque se la sta giocando a viso aperto, rischia ogni tanto di lasciare guarnita la difesa, però comunque vuol cercare di tenere viva questa sfida. Sbaglia però qua un pallone, lo recupera Scarpulla, che subisce fallo, ed è anche il primo fallo della partita, una partita che fin qui è stata sostanzialmente corretta. Il primo fallo arriva al 19° minuto e sul pallone va Scarpulla. L'arbitro vede di far rispettare la distanza. Scarpulla conta i passi, vedremo se andrà direttamente al tiro o più probabilmente proverà uno schema. Mister Rodriguez ama molto la tattica anche e soprattutto sulle palle da fermo. Abbiamo visti tanti di schemi in questa stagione. Così è Scarpulla per Crepaldi, che tiene il pallone indietro ancora per Scarpulla. Non si concretizza però questa azione e l'Antenore deve ripartire da una rimessa laterale battuta per Paccagnella. Rettore. Scarpulla ancora a Rettore, che resiste a un contrasto, riesce a tenere viva la sfera, a guadagnare anche la rimessa laterale. Crepaldi in mezzo, ha provato a servire Scarpulla, fa buona guardia però Chiesa e riparte il San Precario. Però è buona in questo caso la pressione alta dell'Antenore, che non intende far giocare in libertà gli avversari. Qua rischia anche un pochino il San Precario, deve dar sfoggio di tutta la sua tecnica Gargar per recuperare il pallone. Poi in affanno qua gli ospiti, ma riescono comunque a recuperare. Va però chiuso a due giocatori Funiati e quindi recupera Rettore. Poi l'intervento deciso sul pallone da parte di Gargar e quindi è solo rimessa laterale per l'Antenore. 21° minuto, sempre 2-0. Buono questo scambio tra Rettore e il rientrato Cinquino. Si alza anche il tifo del pubblico e anche la mascotte di Antenore Energia chiede alla gente di Palagozzano di fare il tifo sempre più rumorosamente. Crepaldi ci prova, non inquadra la porta. Rimessa dal fondo quindi per il San Precario. L'Antenore adesso sta cercando il terzo gol che permetterebbe forse, anche se è meglio non dare nulla per scontato, diciamo, gli permetterebbe magari di affrontare in maniera un po' più tranquilla il secondo tempo. Cross di Cinquino ribattuto, è rientrato anche Secchieri, mentre si vede per la prima volta in questa partita Papi che riceve in questo momento. Crepaldi adesso di tacco per Cinquino e poi Paladin. Papi, Secchieri, poi Cinquino. Crepaldi trova bene Cinquino che va all'indietro ancora per Papi, non è preciso però il suo stop, poteva essere una buona occasione, quindi recupera il San Precario ma non riesce a dar vita al contropiede. Crepaldi ci arriva, resiste, viene fermato però da 3 giocatori.
Adesso Samprecario che cerca di alzare il baricentro, ma viene chiuso. Sammartano sembra un pochino stanca adesso la formazione di Giannuzzi. Gargar sicuramente uno dei migliori dei suoi, batterà adesso la rimessa laterale. Lancio lungo adesso a cercare l'inserimento di Serafini, esce il portiere ma poi rischia di combinare un pasticcio. Si salva comunque l'Antenor e riparte con Secchieri, poi Rodriguez è rientrato anche lui in luogo di Crepaldi, non si intende però con un compagno. La sfera scivola via quando mancano poco più di 6 minuti alla fine di questo primo tempo, che l'Antenor Sport Padova sta conducendo per 2-0 contro la Polisportiva Samprecario. Ancora una grande azione di Cinquino sulla sinistra, poi però si ingambera un po' e si trascina il pallone sul fondo. Samprecario adesso con Russo, spalla contro spalla con Cinquino, c'è il fallo però del numero 10 in maglia blu ed è il primo fallo dell'Antenore. Girandola di cambia anche sulla panchina Granata, col Samprecario che cerca ora di venire in avanti. Pallone per il capitano Serafini, però non riesce a controllare e quindi rimessa laterale per l'Antenore. Cinquino, ancora lui, sicuramente uno dei più positivi di questo primo tempo e non solo per il gol. Rodriguez. Cinquino adesso chiede ancora palla a Rodriguez, va però dove c'è Secchieri, qua c'è un netto fallo e chiede scusa sportivamente Insam e quindi calcio di punizione già battuto dall'Antenore. Cinquino ha provato il doppio dribbling ma ne è riuscito solo uno, è riuscito però a recuperare il pallone, poi la ruleta che scalda anche il pubblico e ha dato sfoggio anche di qualche bel numero Cinquino. Rodriguez, ancora Cinquino, dribbling secco, poi diagonale in mezzo, recupera la palla il Samprecario che adesso cerca di distendersi anche in contropiede con Serafini, il pallone per Russo ma salva l'Antenore con questa parata raccolta dagli applausi di Paladin. Secchieri, Crepaldi, Cinquino ha spazio sulla sinistra, il pallone per Papi e poi Rodriguez. Ancora Papi, ha spazio, allarga per Secchieri che prova a restituirgli il pallone ma viene fermato da Cristofori, poi forse c'è un fallo, è così. E quindi calcio di punizione per il Samprecario. 27esimo minuto del primo tempo, 2-0 per l'Antenore sul Samprecario. Adesso Samprecario che viene in avanti con Insam. Russo in tre su di lui e lo fermano. Rodriguez può andare da solo, Rodriguez con la suola, ancora lui si ferma, cerca di scartare anche il portiere, trova un compagno in mezzo e c'è il gol, la rete del 3-0 dell'Antenore Sport Padova. Ha segnato, se non andiamo ancora errati, la doppietta per Cinquino e quindi al 27esimo minuto 3-0 di Cinquino sull'assist di Rodriguez. Ed è arrivata anche la doppietta di Cinquino che fissa il risultato sul 3-0, gran parte del merito però qui va ad Alberto Rodriguez. Bella anche l'esultanza di Cinquino che è andato a festeggiare con il pubblico. Ora Secchieri, fermato
da Cristofori, quindi rimessa laterale già battuta. Samprecario adesso prova ad attutire il colpo. Come dicevamo, negli ultimi minuti c'era parsa un po' stanca la formazione in maglia granata. Vediamo se reagirà in questo finale di tempo. Bella questa azione, poi però non riesce ad essere incisiva sotto porta Polisportiva Samprecario. Russo cerca e trova Serafini che prova a girarsi con il destro, la palla termina fuori. Bello comunque il gesto tecnico. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo. Il Lantenore Sport Padova sta conducendo 3-0 contro la Polisportiva Samprecario in quella che è la penultima giornata nel girone D, in Serie D di calcio a 5. 3-0 per l'Antenore, adesso c'è attesa anche per conoscere quello che è il risultato tra Trecenta e Leonicena, la partita da cui dipendono anche i destini dell'Antenore Sport Padova. Rodriguez di tacco per Cinquino, il tiro deviato, non riesce a fermarlo Secchieri. L'ultimo tocco però è di un giocatore in maglia granata e quindi è calcio d'angolo per l'Antenore, già battuto da Secchieri per Rodriguez. Cinquino ci prova, respinge con i pugni il portiere, chiude quindi in avanti il primo tempo l'Antenore Sport Padova. Ancora Cinquino, Serafini respinge con la coscia, quindi rimessa laterale. Cinquino per Rodriguez. Rodriguez trova bene ancora Secchieri, Cinquino, Rodriguez fermato ma recupera Cinquino e finisce senza recupero il primo tempo. L'Antenore Sport Padova sta conducendo per 3-0 sul Samprecario. Le reti sono state fermate da Cinquino al sesto e al 25esimo. All'11esimo era arrivato anche il 2-0 di Secchieri. 3-0 quindi dell'Antenore Sport Padova sulla Polisportiva Samprecario. Noi ci risentiamo per il secondo tempo. Tutto pronto per il secondo tempo tra Antenore Sport Padova e Polisportiva Samprecario. Inizia in questo momento la ripresa di una partita che potrebbe consegnare la promozione in Serie C2 all'Antenore con una giornata di anticipo. E l'Antenore che sta conducendo per 3-0, per poco non arriva il quarto gol dopo appena 16 secondi con questa sventola di Crepaldi parata dal portiere. Dicevamo, Antenore che ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-0, una partita comunque dominata dai giocatori in maglia blu. Qua c'è anche un nuovo entrato che è Dainese, che ci ha provato con il destro, quindi riparte subito in attacco la formazione di Rodriguez, che ricordiamolo, memory anche di alcune altre partite, non si può stare completamente tranquilli con l'Antenore, che ha subito delle rimonte incredibili, anche se poi è riuscita praticamente quasi sempre a vincere in questo campionato. Le statistiche infatti sono incredibili. L'Antenore in campionato ha vinto 18 partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa soltanto una, quindi sì, qualche rimonta subita, ma poi alla fine il risultato è stato praticamente sempre positivo per l'Antenore Sport Padova, che sta viaggiando alla grande anche per quanto riguarda la Coppa, visto che si è qualificata con 6 vittorie nei 2 gironi alla Final Four della Coppa Veneto, che si terrà l'11 e il 12 maggio. Recupera palla qua il nuovo entrato Dainese, che combatte ma non riesce poi ad avere la meglio degli avversari. È partita subito tutta l'Antenore, che vuole anche cercare di arrotondare il bottino, ma aspetta soprattutto notizie dagli altri campi, perché ricordiamo che in contemporanea si sta giocando il match tra Trecenta e Leonicena. Se dovesse vincere il Trecenta, anche in caso di un successo dell'Antenore Sport Padova, non si potrebbe festeggiare oggi la matematica promozione in Serie C2, mentre qua arriva il gol del
Polisportiva San Precario, che segna il 3-1 al terzo minuto con Serafini. 3-1, quindi arriva anche il gol del San Precario. Serafini è quindi lui a siglare il primo gol di questo secondo tempo. Il capitano della Polisportiva San Precario, l'abbiamo detto, non deve rilassarsi dall'Antenore e non deve considerare chiusa questa partita e nemmeno pensare a quello che sta succedendo sull'altro campo. Ricordavamo quindi, se il Trecenta vince, l'Antenore può andare a festeggiare. Scusate, se il Trecenta vince, l'Antenore anche vincendo non festeggerebbe oggi la promozione in Serie C2. Se invece dovesse arrivare una vittoria dell'Olicena o un pareggio, già oggi si potrebbe brindare alla promozione, sebbene non sarebbe certa del primo posto all'Antenore, ma a quel punto conterebbe veramente poco, perché il rollino di marcia dell'Antenore è veramente incredibile, però quello del Leonicena è pari, visto che anche il Leonicena ha 55 punti. È stato un appassionante testa a testa in questo campionato, che ricordiamo è il primo della storia dell'Antenore. La società è nata proprio la scorsa estate, con una missione rivolta soprattutto al settore giovanile e con questa grandissima novità, almeno per quanto riguarda lo sport padovano, proprio del settore giovanile, in cui si sviluppa parallelamente per le squadre più piccole attività sia di calcio a 11 che di calcio a 5, una pratica che va molto in Spagna, e stiamo vedendo che in Spagna, per fare un esempio di un paese, i risultati negli ultimi decenni dal punto di vista calcistico stanno dando ragione proprio alla nazione iberica, che domina sia a livello di nazionale che di club. Attenzione, ancora un'occasionissima per l'Antenore, para il portiere sul tiro di Dainese. Partita subito in maniera scoppiettante questa ripresa, siamo al quinto minuto, occasione da una parte e dall'altra, ma soprattutto il gol del 3-1 del San Precario. Qua ci prova Crepaldi, la sfera termina fuori, capocannoniere Federico Crepaldi, il capitano. Sbaglia la rimessa il San Precario e quindi recupera ancora l'Antenore con Crepaldi, fermato. Poi il palleggio insistito da parte di Gargara, ma anche lui viene fermato. Palla termina fuori. Ancora non riesce a venire fuori l'Antenore e quindi Crepaldi allarga dove c'è Dainese, ci prova Murato, sbaglia però poi Dainese, il servizio per Pacagnella, quindi la rimessa dal fondo è per il San Precario. Sulla panchina dell'Antenore intanto si sta cercando di reperire notizie sul risultato dell'altra partita, dicevamo di Trecenta Leonicena, per capire se si può festeggiare solo oggi o se la festa, diciamo così, sia rimandata al prossimo turno che vedrà l'Antenore essere ospite del Bonavicina. Crepaldi rischia un po', poi in qualche modo si salva Paladin, alla palla uscita, la rimessa per il San Precario. Settimo minuto di gioco di questo secondo tempo, il risultato è di 3-1 per l'Antenore Sport Padova sul San Precario. L'unico gol di questo primo tempo e secondo tempo, ricordiamo, è proprio del San Precario, che è andato a segno al terzo col capitano Serafini. Crepaldi adesso gestisce lui il gioco da dietro. Ancora Crepaldi, si va a vedere Pacagnella, riceve in questo momento. Poi il pallone per Giordano, Dainese, Crepaldi, Giordano,
Crepaldi vuole entrare anche lui nel tabellino marcatori, capocannoniere con 38 gol in campionato. Ci prova invece Pacagnella, para il portiere. Cambiato anche il portiere, ci sembra, nelle file del San Precario. Dovrebbe esserci, se non andiamo errati, adesso Capano in porta, mentre ancora il San Precario prova a rendersi pericoloso con questo tiro di Funiati, termina fuori. Crepaldi, Pacagnella, ancora Crepaldi, Pacagnella, spazio, invece di tirare però prova a metterla in mezzo per Dainese, il pallone finisce in calcio d'angolo. La battuta del corner andrà a Federico Crepaldi, si fa vedere in mezzo Dainese ma non viene servito, poi riesce però a recuperare palla Lantenor, ancora Crepaldi, la mette in mezzo 2 volte, la prima è stato Murato, la seconda non ci è arrivato Dainese, quindi nulla di fatto. La rimessa laterale adesso per il San Precario, la guadagnata Russo. Buona comunque la risposta della formazione in maglia granata in questo secondo tempo, mentre qua ci prova in maniera un po' velleitaria in Sam. La sfera termina alta, diciamo comunque una buona risposta, è riuscita a trovare il gol che ha riaperto la partita, che ha fatto scattare anche le antenne dritte alla formazione di Rodriguez. Giordano salta un avversario, il pallone non è uscito, il cross in area, non trova però la corrente Cinquino. Cinquino fino adesso potremmo dire man of the match, sia per la doppietta sia per alcuni bei numeri che ha fatto vedere nel primo tempo. Pallone termina fuori, la rimessa è per il San Precario con Rodriguez. Crepaldi avanza, il tacco per Rodriguez, ancora in mezzo per Cinquino, bella questa azione, Crepaldi, Rodriguez fermato all'ultimo ma recupera Crepaldi, che però poi si trascina il pallone fuori, la rimessa infatti è per il San Precario. 10° minuto di gioco, 3-1 per l'Antenore Sport Padova. Rodriguez interviene e poi Crepaldi. Ancora Rodriguez, qua si fa soffiare però il pallone. Interviene Gargar a strapparglielo. Quindi San Precario riparte ma sbaglia ancora con Russo e quindi c'è un fallo. Fallo subito da Cinquino, no, anzi scusate, da Giordano. Già battuta la punizione dall'Antenore che però spreca un altro pallone. Quindi rimessa per il San Precario. Sale il pressing di Cinquino. Bravo però Russo a divincolarsi. Cerca però di fare tutto da solo e si porta il pallone fuori. Riparte l'Antenore con Crepaldi. Il lancio lungo, trova libero Giordano che va all'1 contro 1 ma si fa bloccare all'ultimo minuto. E quindi sfuma anche questa azione. L'Antenore adesso va alla caccia di un gol che rimetterebbe 3 lunghezze di distanza con gli avversari. Va sfiorato più volte nel video di questa ripresa il poker l'Antenore, ma poi ha subito il gol di Serafini per il 3-1 con cui adesso è ferma la partita. Mentre è sempre più gremita la tribuna del Palagozzano. Attenzione a Russo. Rodriguez recupera il pallone, poi Crepaldi, ancora il servizio per il tiro, la conclusione termina fuori da parte di Giordano, si riparte con la rimessa al fondo. Rimessa già battuta dal San Precario. Ancora Russo. Riesce a soffiare il pallone qua, Crepaldi molto bene, si allarga, prova a metterla in mezzo per Cinquino e calcio di rigore. E l'arbitro ha punito con la massima punizione
il contatto di Russo su Cinquino. Si lamenta un po' il numero 11 del San Precario, ma quando siamo al 13° minuto, calcio di rigore per il San Precario. Il contatto sembra esserci stato, forse non sempre viene fischiato un calcio di rigore così nel futsal, però c'è anche l'ammonizione, forse per proteste per Russo. Fatto sta che al 13° minuto il Tenore Sport Padova ha la possibilità di portarsi sul 4-1, questo calcio di rigore guadagnato da Cinquino, un fallo di Russo. Dal dischetto andrà Simone Papi. Quando siamo giunti ormai al 14° minuto, Papi può iscriversi anche lui al tabellino dei marcatori. Parte Papi e c'è la parata del portiere, si resta quindi sul 3-1. Ottimo l'intervento del portiere che nega la gioia del gol a Papi e quindi l'Antenore spreca anche questa chance. Mentre si discute in tribuna se fosse rigore o meno, ma fatto sta che l'Antenore l'ha sbagliato e quindi si resta sul 3-1. Non mancano mai però le emozioni al Palagozzano quando gioca l'Antenore. Sul dischetto si è voluto presentare Papi, forse su indicazioni anche di mister Rodriguez. Potente la sua conclusione, però non troppo angolata, a mezza altezza. Il portiere ha intuito l'angolo e l'ha respinta in calcio d'angolo. Da sottolineare comunque una bella parata di Capano, che ha salvato i suoi e tiene ancora in vita la Polisportiva San Precario, che sicuramente sta onorando molto bene l'impegno e se la sta giocando anche a viso aperto contro l'Antenore, che in classifica ha la bellezza di 40 punti in più. Questi 40 punti comunque non si sono visti più di tanto in questa partita, anche se dicevamo che insomma arrivati a questo punto della stagione, anche con il grande risultato in ballo che potrebbe premiare l'Antenore, comunque si può accusare un po' di tensione, anche perché ci sono tanti giovani in campo per i ragazzi in maglia blu. Abbiamo anche un po' di statistiche che ci ha gentilmente fornito l'ufficio stampa dell'Antenore Sport Padova nella persona di Andrea Rozzato. Mentre qua c'è un fallo proprio per l'Antenore. Insomma, queste statistiche ci dicono che sono addirittura 6 gli under 17 che hanno debuttato in prima squadra in questa stagione. Sono il portiere dell'Eva, Papi, l'abbiamo visto in campo, Locrati, Dainese, Zecchinato Andrea e Zecchinato Elia. L'età media della squadra è di 23 anni. Oltre a questi under 17 ci sono anche 4 under 19 come Paladin, Giordano, Cinquino e Secchieri. Cinquino e Secchieri assoluti protagonisti di questa partita, visto che sono stati loro finora a firmare i gol che in questo momento vedono la partita andrà avanti sul 3-1 quando è già superato la metà del secondo tempo. Calcio in punizione battuto dall'Antenore Rodriguez. Il pallone adesso è per Scarpulla, 1 contro 1, cerca lo scambio ma guadagna soltanto un calcio d'angolo che batterà lo stesso Scarpulla. Il tiro di prima intenzione di Cinquino, la palla termina fuori. Sfuma anche questa occasione per l'Antenore. Si resta quindi sul 3-1, un risultato che potrebbe garantire, come dicevamo, la matematica promozione in Serie C2 all'Antenore in caso di vittoria del Leonicena nell'altra partita contro il Trecenta. Ancora avanti l'Antenore, Rodriguez, Cinquino, in mezzo c'è Giordano, lo cerca Cinquino ma guadagna solo il calcio d'angolo. Corner per l'Antenore, c'è Cinquino sul pallone, si fa vedere Rodriguez, il pallone è per Giordano, ottimo questo colpo di tacco, bellissima azione che si conclude con il tiro respinto da parte di Scarpulla. Ancora una volta sono veramente pregevoli le occasioni architettate da calcio da fermo da parte dell'Antenore. Tiro di prima intenzione, bella parata da parte di Paladin.
Ancora Antenore, scusate, ancora San Precario. Lancio in profondità, esce e fa il suo pallone Paladin. Giordano, Cinquino fermato in fallo laterale. Rodriguez prova a gestire lui il gioco. Ancora Rodriguez, recupera il pallone, avanza l'allenatore, il presidente dell'Antenore. Giordano 1 contro 1, riesce a vincere il rimpallo, la mette in mezzo, fermato all'ultimo Scarpulla. Poi il lancio in profondità, ma c'è l'ottimo ripiegamento di Giordano. Cinquino chiamato ad avanzare a parte di Rodriguez, rimessa laterale. Rodriguez adesso allarga ancora per Cinquino, ottimo questa azione, un po' sfortunato qua perché il suo tiro rimbalza addosso a un difensore, però come era andato via, anzi era Giordano. Rodriguez e poi Cinquino. Scarpulla cerca il tiro, fermato da Russo. 19° minuto del secondo tempo, sempre 3-1 tra Antenore Sport Padova e San Precario. Cinquino e poi Rodriguez. Cinquino. Il cross di Scarpulla. Vuole premiare l'inserimento di Giordano, li libera ancora la difesa. Rodriguez si fa vedere e riceve Scarpulla, chiuso a 2 avversari, il pallone indietro per Paladin. Adesso Cinquino, sua conclusione deviata in angolo. Ancora un'occasione per l'Antenore. Corner per l'Antenore con Cinquino, Giordano, Cinquino. Ancora Rodriguez di tacco. Giordano e poi Cinquino, va sul fondo, la mette in mezzo, poi arriva Rodriguez, palla alta. Tanto il San Precario chiama in questo momento un time out quando siamo arrivati al 20° minuto di questo secondo tempo e il risultato è ancora fermo sul 3-1 per l'Antenore Sport Padova. Riprende il gioco con il San Precario che manovra da dietro. Mancano 10 minuti alla fine del secondo tempo. I Granata sono in svantaggio per 3-1 contro l'Antenore Sport Padova, che ricordiamolo è un passo dalla in Serie C2. Scarpulla, Secchieri combatte, subisce anche fallo, calcio di punizione ed è il quinto fallo. Alla prossima catterà tiro libero e quindi una opportunità per l'Antenore Sport Padova. Una partita che è stata comunque molto corretta nonostante è stato fiscato un calcio di rigore che l'Antenore è riuscita a trasformare. Scarpulla qua non riesce a controllare il pallone, si riprende con il lancio lungo del San Precario, molto bravo qua anche in fase di ripiegamento Cinquino. Rodriguez allarga per Secchieri, supera un avversario, Secchieri chiede l'1-2 a Cinquino che però non riesce a restituire il pallone e quindi sfuma anche questa azione. San Precario adesso in possesso palla, se trovasse un gol potrebbe riaprire clamorosamente la partita, che ricordiamo ancora ferma sul 3-1. Non ha mai segnato in questo secondo tempo l'Antenore nonostante tante occasioni tra cui il calcio di rigore.
Rodriguez cerca l'imbucata ma perde il pallone, attenzione che può partire il contropiede del San Precario, ma è brava a ripiegare la difesa dell'Antenore, quindi il contropiede adesso dell'Antenore con Rodriguez che non riesce a servire Scarpulla, quindi recupera il San Precario, attenzione a Russo adesso che ha l'opportunità di andare all'1 contro 1 con Secchieri, perde però un po' di tempo e quindi sfuma l'azione del San Precario. Sempre 3-1 per l'Antenore Sport Padova in questa penultima giornata di Serie D di calcio a 5. Palagozzano è pronto a far festa, ma bisogna aspettare anche il risultato tra Trecenta e Leonicena. Scarpulla e poi Cinquino. In mezzo viene fermato all'ultimo Secchieri. San Precario cerca di ripartire, ma qua sembra anche un pochino stanca la formazione in maglia granata, come era stato anche nel finale del primo tempo quando era calata, subendo anche il secondo gol di Cinquino. Secchieri cerca l'1 contro 1 ma viene fermato, attenzione adesso al San Precario, attenzione al tiro parato da Paladin. Rimessa laterale quindi per San Precario. Battuta male, però recupera l'Antenore, qua ha sprecato un'occasione San Precario, mentre rientra Crepaldi. Rodriguez, Scarpulla e ancora Rodriguez. Il passaggio è per il Secchieri. 1 contro 1 adesso di Scarpulla. Secchieri è libero, ha cercato Crepaldi, non si sono intesi due e quindi si resta sul 3-1. Vediamo il San Precario se con un po' di cambi riesce a dare un po' di energia alla sua azione, ma questo lancio lungo però non ha esito e quindi è l'Antenore che adesso vuole blindare la vittoria con il quarto gol. Rodriguez si allarga Scarpulla, poi Crepaldi, tantissimo spazio per lui, non cerca però il tiro, cerca un compagno che va alla conclusione, era Scarpulla. Buona la parata di Capano, ancora però Antenore, il palo colpito da Secchieri, qua sfortunata la formazione di casa, palo di Secchieri. Calcio d'angolo adesso dall'altra parte per il San Precario, va alla battuta Cristofori, respinta la sua conclusione. La rimessa laterale per formazione in maglia granata che resta in zona d'attacco quando siamo al 26esimo minuto del secondo tempo. Ancora una rimessa laterale in zona d'attacco per il San Precario. Peccato per l'Antenore per quell'occasione non concretizzata da Secchieri con il suo destro che si è stampato sul palo, del secondo palo di giornata per l'Antenore. Ora il San Precario con Gargar, guadagna una nuova rimessa. Russo combatte contro due. La rimessa laterale però è per l'Antenore. Secchieri alla battuta, indietro per Rodriguez. Sia Rodriguez che Crepaldi in campo in questo finale di partita, i due veterani dell'Antenore. Qua rischia di perdere il pallone l'Antenore, bravo Scarpulla a recuperare Crepaldi. Poi Rodriguez, Secchieri fermato in qualche modo, non fallosamente, anzi no, il fallo l'ha commesso Secchieri ed è il terzo per l'Antenore. Già battuta, attenzione alla punizione dal San Precario, l'arbitro lascia proseguire ma non riesce a approfittarne il San Precario.
che guadagna solo una rimessa laterale, però questa formazione comunque a dispetto diciamo della posizione di classifica ha tenuto impegnato fino alla fine l'Antenore. Crepaldi, forse un fallo di mano, dice di no l'arbitro, ma l'Antenore comunque ha recuperato il pallone e quindi ancora Crepaldi. Rodriguez e poi Crepaldi. Secchieri, Rodriguez, Scarpulla, Crepaldi, cerca l'1 contro 1, viene fermato, quindi c'è la rimessa laterale. Rodriguez per Scarpulla, il lancio lungo a cercare Crepaldi, lo stop è preciso, può andare all'1 contro 1, chiama però un compagno, un po' lunga nelle squadre, adesso Crepaldi si gira, parata dal portiere e ha cercato anche il gol Crepaldi, che finora è rimasta secco. Questa è sicuramente una notizia per un giocatore che ha segnato 38 gol in questa stagione, una cifra incredibile. Rodriguez, Secchieri, Rodriguez è solo, il tiro, parata ancora e finisce in avanti l'Antenore. Mancano 2 minuti, si attende il fischio finale ma soprattutto il risultato tra Leonicena e Trecenta per provare a festeggiare la promozione in casa davanti a questo meraviglioso pubblico del Palagozzano. Crepaldi ancora, il destro fermato, Secchieri traversa, incredibile, ancora un palo per Secchieri al 29esimo. Ancora Antenore, ancora Secchieri, un dribbling, esce il portiere, poi forse un fallo di mano, sì, è così, nulla di fatto. Qua è sfortunata l'Antenore che a questo punto meriterebbe il quarto gol, ma come ripetiamo adesso c'è movimento anche in panchina per cercare di capire che risultato sta maturando sull'altro campo. Ultimo giro di lancette qui al Palagozzano tra Antenore e San Precario, sempre 3-1 il risultato. La rimessa laterale qui è per il San Precario, che comunque se la sta giocando fino alla fine. Attenzione a questo cross pericoloso, si salva la difesa dell'Antenore. Crepaldi adesso chiude in attacco l'Antenore, pochi secondi alla sirena e poi si attenderà soltanto il risultato tra Leonicena e Trecenta per sperare di festeggiare già qui. Attenzione adesso a Scarpulla, ci prova lui, esce il portiere, para. Calcio d'angolo, anzi no, è rimessa dal fondo, il 30esimo è già scaduto, si continua comunque a giocare, c'è Gargar, va all'indietro per Serafini, il lancio lungo termina fuori. Si attende solo il fischio dell'arbitro. L'Antenore Sport Padova sta portando in porto anche quella che sarebbe la 19esima vittoria di questo incredibile campionato, che la proietterebbe a quota 58 punti nel girone D, nonostante un rollino di marcia così impetuoso. Si aspetta anche di capire cosa sta maturando, che risultato sta maturando sull'altro campo. Cinquino cerca Secchieri, anzi Pacagnella non lo trova, quindi riparte il San Precario. Ancora Cinquino, va in pressing, poi il tiro parato da Paladin, si salva la difesa dell'Antenore, ma ancora il San Precario, finta il tiro, bello lo scambio, c'è Russo, Crepaldi devia, evita il calcio d'angolo, San Precario che vuole giocarsela fino alla fine, Gargar, ottimo il sombrero, poi Crepaldi recupera, va avanti con il tacco, non c'è fallo, si continua, Pacagnella cerca, vince anche un rimpallo, mette in mezzo per Cinquino che però non trova la porta al 32esimo minuto. La palla è fuori, si continua a giocare, quindi non ha trovato il quarto gol l'Antenore. Sempre 3-1 al Palagozzano. La rimessa laterale per il San Precario.
In piedi la panchina dell'Antenore. San Precario con Serafini, ma finisce qui. L'Antenore Sport Padova ha battuto 3-1 il San Precario, continua la sua marcia imperiosa in testa alla classifica. Adesso aspetta solo il risultato finale di Trecenta e Leonicena per capire se potrà festeggiare già questa sera in promozione in Serie C2. Non abbiamo ancora notizie dagli altri campi, per cui un attimo di pazienza. Si attende trepidamente anche il risultato di la partita tra Trecenta e Leonicena per capire se si può festeggiare già adesso. In ogni caso si salutano le due squadre in campo, è stata come sempre una partita molto divertente che l'Antenore Sport Padova ha portato a casa sudando contro la Polisportiva San Precario. È finita 3-1 per effetto della doppietta di Cinquino nel primo tempo, del gol di Secchieri. Nella ripresa è arrivato il 3-1 di Serafini, 19esima vittoria in campionato per l'Antenore Sport Padova. Adesso si attende solo di capire quando si potrà festeggiare questa meritatissima promozione in Serie C2. Leonicena 6, Trecenta 4, siamo a C2. Ed è arrivata anche l'ufficialità, il Leonicena ha battuto il Trecenta e quindi l'Antenore Sport Padova festeggia la promozione in Serie C2 al primo anno della sua storia. Scatta subito la grande festa alla Palla Gozzano per questa promozione meritatissima per i ragazzi di Rodriguez. È stata una stagione straordinaria e adesso possono scattare i festeggiamenti. L'Antenore Sport Padova è promosso matematicamente in Serie C2.